I Vigili del Fuoco volontari di Asolo assieme alla Protezione Civile hanno celebrato la scorsa domenica il 25° anno di fondazione del distaccamento, aprendo la caserma di Via Giorgione alla popolazione, mostrando a tante famiglie, per la gioia dei giovanissimi, l'attrezzatura e le dotazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. I volontari hanno mostrato l'importanza di mantenere un servizio costante che sia di supporto ai distaccamenti regolari di Montebelluna e Castelfranco. Oltre 130 già quest'anno gli interventi per la squadra di 30 volontari, tra incidenti stradali, incendi, maltempo, recupero persone e animali in tutta la fascia pedemontana e non solo. Secondo alcuni veterani del distaccamento, infatti, il maggiore merito dei volontari di Asolo è stato quello di sapersi guadagnare la fiducia del comando di Treviso, che 20 anni fa era più scettico, comprensibilmente, nel dare autonomia di manovra a un corpo di volontari anche negli interventi più delicati. Grazie a organizzazione e disciplina, ma anche a una formazione continua, il distaccamento invia squadre anche a supporto nel capoluogo e oltre. Anche nella calda giornata di domenica una squadra è stata infatti richiesta per interventi multipli nella Marca Trevigiana. È una sicurezza non solo per il comune di Asolo, ma per l'intera pedemontana del Grappa e dell'Asolano. È un servizio che di anno in anno è diventato sempre più indispensabile e ben voluto dalla popolazione, perché la cosa più bella è che possiamo vedere anche oggi la presenza delle famiglie e dei bambini che vengono a vedere questo distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari che oggi ha aperto la loro caserma assieme alla Protezione Civile Comunale di Asolo. Anche questo è un bellissimo gesto di simbiosi, di collaborazione tra due entità fondamentali per Asolo. Queste giornate sono utili per far conoscere il servizio, far conoscere i mezzi e farli apprezzare ancora di più in questo inestimabile lavoro che quotidianamente fanno tutti i Vigili del Fuoco, a cui va il mio personale grazie.